Ecco la notte, la splendida notte in cui tutto giunge a compimento. Ecco la notte in cui risuona ancora una volta l'annuncio che ha colto di sorpresa i discepoli. La speranza è più forte dello scoraggiamento. La vita è più forte della morte. Ed è l'amore e non l'odio e la violenza a dire l'ultima parola. Celebriamo Cristo, morto per la nostra salvezza, risorto per la nostra gioia. Celebriamo la sua e la nostra Pasqua. Nel buio della notte accendiamo un fuoco che arde e dissolve le tenebre. Popolo di Dio, guarda la fiamma che avanza in mezzo all'oscurità. Palpita ed è fragile come la vita. Rischiara il volto e dona una speranza nuova. È Cristo, il tuo Signore, la luce del mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo
e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci protegga e ci custodisca il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. 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 La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo.
Cristo, luce del mondo. Rendiamo grazie a Dio. Esulti il coro degli angeli adoranti, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore è risorto. Gioisca la terra, inondata di così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo Tempio risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile Padre Onnipotente e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. Oh, immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di benevolenza, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Oh, davvero necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che merito di avere un così grande Redentore. Oh, notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui il Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori e la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. Oh, notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero, offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salgate come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena. Egli con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo spegnere le candele e sedere. Fratelli e sorelle carissimi, ora il segno della luce cede il posto al segno della parola di Dio. Alla luce del cero leggeremo l'Antico Testamento e poi il Nuovo. Ripercorreremo in questa notte santa le grandi tappe del disegno di amore di Dio, la lunga storia del dialogo che Dio da sempre ha intessuto con l'uomo, fino a manifestarsi chiaramente in Cristo morto e risorto. Disponiamoci dunque all'ascolto. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte, e per separare la luce dalle tenebre.
Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro
un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto, in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu
lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Andiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunciato con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiono. Ravviva la nostra sete di salvezza, perché soltanto per l'azione del tuo Spirito possiamo progredire sulle vie della tua giustizia. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira, per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi tra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero tra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal loro paese. Ma io ho avuto riguardo al mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio. Io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo,
che voi avete profanato tra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato tra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo ed io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Come una cerva nela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Come una cerva nela ai corsi delle acque, così la mia anima anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, come una cerva nela Ai corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Come una cerva nela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Come una cerva nela ai corsi delle acque, così la mia anima anela a te, o Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come una cerva nela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità
per mezzo di Cristo, che è principio di tutte le cose e di vive e regna nei secoli dei secoli. Ora gli strumenti musicali e le campane si uniscono alla nostra lode. Uomini e cose cantano la gloria di Dio, che in Cristo morto e risorto rende nuovi il cielo e la terra. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo 40 giorni ritorna il canto dell'acclamazione pasquale. Alleluia, lodate Dio. Il Vescovo canterà da solo la prima volta e quindi risponderemo assieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore.
una meraviglia ai nostri occhi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comperarono degli aromi per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù, Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'hanno posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Mi sono soffermato su questa antifona che abbiamo cantato dopo una delle letture dell'Antico Testamento, quella tratta dal profeta Isaia, che dice: voi tutti assetati venite all'acqua. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. La salvezza, così viene chiamata questo evento, viene presentata come una sorgente, come una fonte da cui sgorgano acque abbondanti, a cui si può attingere con gioia. È un'immagine molto bella. Pensiamo a che cosa vuol dire una sorgente d'acqua in una terra che soffra la siccità, com'era e com'è tuttora la Palestina. Ma pensiamo a quanto importante e preziosa per la vita degli uomini sta rivelandosi in questi anni proprio l'acqua. È comprensibile quindi la gioia
con cui si va ad attingere l'acqua ad una sorgente, tanto più quando questa sorgente è indicata come sorgente di salvezza. Ma che cos'è questa sorgente della salvezza? È il Signore stesso, è il Signore stesso. Ecco, Dio è la mia salvezza. Così abbiamo pregato. Dio è la mia salvezza. È Lui la fonte, la sorgente da cui zampilla quell'acqua a cui possiamo attingere con gioia. Ebbene, questa veglia pasquale che stiamo celebrando ci presenta l'amore del Signore, la sua misericordiosa fedeltà come ciò a cui noi possiamo e siamo chiamati ad attingere continuamente come ad una sorgente che mai si esaurirà, mai si prosciugherà. Egli che ha creato il mondo, come ci ha raccontato la prima delle letture che abbiamo ascoltato, e l'ha tanto amato da consegnare il suo figlio perché il mondo possa essere salvato, come abbiamo sentito raccontare durante questa Quaresima, i Vangeli di questa Quaresima, come potrà non donarci continuamente la sua parola, il suo affetto, la sua misericordia, il suo perdono. Ecco l'acqua che noi possiamo attingere con gioia, l'amore fedele e misericordioso del Signore. E quest'acqua assume questa sera proprio il segno concreto, la realtà concreta dell'acqua del battesimo. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza, a quell'acqua che questa sera è l'acqua del battesimo. Questa sera voi, cari catecumeni, sarete battezzati con quell'acqua che sgorga dalle sorgenti della salvezza, sgorga cioè dalla Pasqua del Signore, dall'amore che si rivela e si dona a noi nella Pasqua del Signore Gesù, che è l'amore stesso di Dio. O non sapete, così abbiamo sentito nella seconda lettura, o non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, cioè di quell'acqua con cui sarete battezzati, siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, affinché anche noi, uniti a Gesù risorto, possiamo camminare in una vita nuova. Sono le parole della lettera ai Romani che abbiamo appena ascoltato. L'acqua del battesimo è quindi un dono dell'amore fedele e misericordioso del Signore, e quest'acqua, grazie al dono dello Spirito Santo che invocheremo, ci unisce misteriosamente ma realmente a Gesù e farà di voi, cari catecumeni, delle creature nuove, creature a immagine di Gesù, capaci di amare il Padre, capaci di amare i fratelli come Gesù. Ecco la novità di vita nella quale siete chiamati a camminare, affinché anche voi, anche noi possiamo camminare in una vita nuova. E la vita nuova è questa, la capacità di amare Dio e i fratelli come Gesù. Quell'acqua sgorgata per voi nel battesimo, cari catecumeni, potrà diventare, se lo volete, cioè se avrete la costanza e la fedeltà di attingere ancora a questa sorgente di salvezza, quest'acqua potrà diventare sorgente che zampilla per voi per sempre,
fino alla vita eterna. Siamo contenti di voi, siamo contenti per voi, cari catecumeni. Invochiamo su di voi il dono dello Spirito Santo che vi immerga in Gesù. Battesimo vuol dire immersione, che vi immerga in Gesù, inserendovi in quella famiglia, o meglio in quel corpo che è la Chiesa, la famiglia dei battezzati, membra nuove e vive di questo corpo, per vivere ed annunciare a tutti l'amore fedele del Padre che ha toccato la vostra vita e il vostro cuore, unendovi a Gesù. Noi siamo persone che vivono di ricordi. L'evento che celebriamo è vivo ed operante. Nell'acqua del battesimo rinascono ancora oggi a vita nuova coloro che credono in Cristo. Immersi nella sua morte e resurrezione, vengono trasfigurati dallo Spirito ed entrano a far parte della Chiesa. Uniamoci nella preghiera per invocare dal Signore il dono di benedire l'acqua con la quale alcuni nostri fratelli rinasceranno a vita nuova e con cui noi tutti saremo aspersi per ravvivare il ricordo del nostro battesimo. È l'acqua della vita che ristora e rigenera. Dopo l'appello dei catecumeni che chiedono di essere battezzati, uniti a coloro che godono ormai della gioia eterna del cielo, invocheremo l'intercessione dei santi con il canto delle litanie durante le quali rimarremo in piedi. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la misericordia di Dio Padre Onnipotente per questi Suoi figli che chiedono il santo battesimo. Chera, Fadil, Mirella Rea, Redona, Enio, Melisa, Daniel. Dio che li ha chiamati e li ha guidati fino a questo momento, doni loro luce e forza, perché con animo generoso aderiscano a Cristo e professino insieme con noi la fede della Chiesa. Conceda ad essi e all'intero popolo di Dio, redento dal sangue del Signore, il rinnovamento dello Spirito Santo che stiamo per invocare in questa liturgia di lode. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi. San Michele, Santi angeli di Dio, Pregate per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe,
Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Tiziano, San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Dona la grazia della vita nuova nel battesimo a questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo amore. Manda lo spirito di adozione a suscitare un popolo nuovo dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua presenza, per Cristo nostro Signore. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua. E dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, o Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua per opera del tuo Figlio la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale per Cristo nostro Signore. Mentre i catecumeni fanno la rinuncia a Satana e la professione di fede, anche noi ci associamo a loro, rinnovando quanto già abbiamo promesso con il nostro battesimo. Accendiamo le nostre candele fino al termine della liturgia battesimale.
Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo noi siamo già divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Questi nostri fratelli fra poco saranno immersi nella Pasqua di Cristo. Per questo, al termine del loro cammino catecumenale, professano per la prima volta davanti a tutti la loro fede e si impegnano a lasciarsi guidare da essa per tutta la vita. Anche noi, già battezzati, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo insieme con loro le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. I catecumeni ricevono ora il battesimo. Accompagniamo con la preghiera questo momento. Dopo ogni battesimo esprimeremo la nostra gioia con il canto. Che era: io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fadil, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Mirela Lea, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Asciuga bene. Redona, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ennio, io ti battezzo nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. Melisa, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Daniel, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e figli carissimi, siete diventati una nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Ed ora, padrini e madrine, avvicinatevi, ricevete la candela, la accendete al cero pasquale e la consegnerete ai nuovi battezzati come simbolo della luce di Cristo. Cari battezzati, siete diventati luce in Cristo. Camminate sempre come figli della luce, perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Vescovo conferisce ora il sacramento della confermazione a coloro che nel battesimo appena ricevuto sono rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo. Invochiamo il dono dello stesso Spirito su questi nostri fratelli e su tutta la Chiesa, perché continui oggi la testimonianza della fede in Cristo morto e risorto, che gli Apostoli ci hanno tramandato.
Cari neofiti, perché così vengono chiamati i nuovi battezzati. Cari neofiti, nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membra del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Ricevete ora il dono dello Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche a voi, dunque, sarà donata, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli e figli carissimi, nel silenzio preghiamo ora Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Possiamo spegnere le candele. Era, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Amen. E con il Spirito. Fadil, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Mirela Lea, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Redona, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Daniel, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito.
Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Il Vescovo passa ora in mezzo alla Chiesa per aspergere i fedeli con l'acqua benedetta in questa notte. È la memoria del nostro battesimo, è il dono della grazia di Dio che si rinnova nella nostra vita. Accompagniamo questo momento con il canto. Cantiamo al Signore. Fratelli e sorelle, in questa notte santissima in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, per i presbiteri e i diaconi, siano in mezzo a noi annunciatori fedeli e coraggiosi del Vangelo di Cristo, pastori della Chiesa secondo il cuore di Dio. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi già battezzati, per noi che già siamo stati battezzati e per coloro che in questa notte sono rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, il Signore Dio ci aiuti ad accogliere con gratitudine il suo amore, per il quale ci ha resi in Cristo suoi figli di adozione. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i missionari, il Signore sostenga il loro impegno e si diffonda nel mondo il lieto annuncio della risurrezione, perché ogni uomo conosca e sia partecipe della speranza che viene dal Cristo risorto. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a motivo della malattia o per situazioni familiari di disagio,
sappiano confidare nel Signore Gesù risorto, perché il momento della prova non diventi scandalo per la fede, ma occasione di un più grande e profondo affidamento al Padre. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che rifiutano Dio o che si sono arresi nella lotta contro il male, sappiano vedere in Cristo il buon samaritano dell'umanità che guarisce ogni ferita e si fa prossimo ad ogni uomo. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni peccato e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi a noi che confessiamo con gioia i prodigi del tuo amore di rinnovarci nel pensiero e nelle opere, perché testimoniamo con la vita ciò che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore. Siamo nel cuore della veglia pasquale. Sono i primi momenti del grande giorno atteso, il giorno che ha fatto il Signore, il giorno della salvezza. Presentiamo all'altare il pane e il vino. Accogliamo il dono della presenza in mezzo a noi di Cristo morto e risorto. Accostiamoci con fede all'incontro con Lui nell'Eucarestia. A questa liturgia eucaristica partecipano per la prima volta i neofiti che sono stati battezzati questa sera. Saranno loro a portare all'altare le offerte per la celebrazione. Sei tu, Signore Dio dell'universo. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna. Nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli Chera, Fadil, Mirella Lea, Redona, Ennio, Melisa, Daniel, che oggi, mediante il battesimo e la confermazione, sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Carissimi neofiti, voi siete rinati nel battesimo e siete chiamati realmente figli di Dio. Nella confermazione avete ricevuto la pienezza dello Spirito Santo e vi accosterete all'altare del Signore per partecipare alla sua mensa, alla mensa del suo sacrificio nel sacramento dell'Eucaristia. Ora, nello spirito di figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, anche voi in questa assemblea potete rivolgervi a Dio chiamandolo Padre, pregando insieme come il Signore ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Signore risorto, scambiatevi il dono della pace. Figli e figlie carissimi, mi rivolgo a voi, che in questa notte gloriosa, rigenerati dall'acqua e dallo Spirito Santo, riceverete per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza, il corpo e il sangue di Cristo Signore. Vi facciano crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa, siano costante viatico della vostra vita e pegno del convito eterno del cielo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della solenne benedizione conclusiva, un augurio tutto particolare per i nostri neofiti e per i loro padrini, madrine che li hanno accompagnati e che ringrazio, e che per il servizio del catecumenato, Don Pier Giorgio e con un gruppo di persone che hanno seguito tutto questo cammino. Ecco, è un servizio molto importante ed è una realtà molto bella nella nostra Chiesa, che degli adulti si accostino al sacramento del battesimo, della cresima, della comunione, cioè i sacramenti dell'iniziazione cristiana. È un segno di speranza per tutti, è uno stimolo anche per noi che siamo cristiani da bambini a prendere coscienza del nostro battesimo e a sentircene riconoscenti e responsabili. Al mio augurio di buona Pasqua a tutti voi che siete qui presenti e a tutti coloro che hanno seguito la liturgia attraverso le frequenze di Radio Palazzo Carli e di Tenda TV, anche a loro il nostro più caloroso augurio di una Pasqua che porti loro serenità e speranza, come per ciascuno di voi. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e annunciate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. In questa notte, fra tutte la più santa, nella quale vegliando abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, il nostro pensiero si rivolge alla Madre del Signore. Come l'abbiamo contemplata unita al Cristo nella passione, ora la invochiamo con Lui nella gioia pasquale. Uniamo pertanto le nostre voci nell'antifona del Regina Celi.